Pronti? 1, 2, 3. Valido questo segnale con la velocità di Bemonchak SM che prova ad andare al comando. Numero 3, Celsius Mabel FM, squalificato. Mentre ha sbagliato è finito a tabellone il favorito Celsius Mabel FM. In terza posizione c'è Earthquake, mentre i due di testa danno vita a 200 metri veloci con Bemonchak che si accoda ad Helios Chuck. Anzi, poi ritorna numero con decisione 1, in avanti. Cidrosodina Oil, fuori squalificato. 400 metri veloci per la categoria. Intanto Embajador muove in terza corsia per aggirare Ergoleste e portarsi in avanti. Si trascina Helmut. 29,5 i primi 4 e rimangono uno accanto all'altro Helios Chuck SM e Bemonchak SM, mentre ci sono scaramucce nelle retrovie. Helmut sposta in quarta numero ruota 11, per aggirare Embajador. C'è 15,4 di frazione sulla curva di destra. Helmut prende in mano la situazione, va all'esterno. Embajador ora è in seconda pariglia dopo 800 metri passati in 59,9 al comando Helios Chuck SM nei confronti di Bemonchak SM. Poi ancora Earthquake, arriva al largo Helmut, in corda Bilou Leo che precede Duana Chuck SM, quindi Embajador che non segue Helmut rimane a centrogruppo. Helmut insiste, dopo un chilometro sbaglia nel tentativo numero di passare 13, su Helios Chuck SM Ambio. E così Embajador prova ora ad entrare in azione. Quando siamo a un giro dalla fine, 1.30,5 in 1.200, Helios Chuck SM continua a tenere ottimo ritmo al comando. Bemonchak che sposta al suo esterno, poi Earthquake, quindi Embajador che non cambia ancora azione. 16 per la curva di destra, ora si va piano. Embajador prova a mettersi in mezzo alla pista, ha sbagliato anche Doha e K. Numero 12, Helios Chuck SM sempre in vantaggio in mezzo alla pista, prova Embajador sul passo, in corda c'è Earthquake, cerca spazi invece Bilou Leo insieme a Duana Chuck SM che va per le vie brevi. Ora si va davvero piano con il leader Helios Chuck che però si mantiene in evidenza. Bemonchak al suo esterno che per il momento non passa in mezzo alla pista. Embajador sono tutti ammucchiati. Earthquake che può andare in open stretch, poi Duana Chuck SM e Helios Chuck è ancora in vantaggio nei confronti di Earthquake che ci prova. Helios Chuck SM in vantaggio su Earthquake. Helios Chuck SM che vince da un capo all'altro nei confronti di Earthquake per il terzo posto. Poi forse in mezzo ai cavalli il 6 di Endom Mar. La vittoria in coast to coast di Helios Chuck SM, Andrea Bonacci che guida ed è proprietario, Diego Dall'Olio al training. Il numero 5 dello schieramento prende la testa e non si fa superare da nessuno, vince nei confronti di Earthquake che coglie il secondo posto. Per il terzo Endom Mar tra i cavalli che completa una trio a quota shock 40-150, le quote dei primi tre, successo di Helios Chuck SM e Andrea Bonacci.